in collaborazione con In questa puntata le prime stime dei danni delle gelate, poi l'andamento dei consumi che cambiano con il latte UHT che segna un più 30%, mentre la zootecnia italiana si prepara alle aste online per Romagnola, Chianina e Marchigiana. E poi parleremo dei delfini che nei giorni scorsi si sono avvicinati in gran numero alla costa adriatica per fare scorpacciate di pesce azzurro. In questo periodo di lockdown naturalmente è diminuito l'impatto antropico sulla natura e i mari ne hanno beneficiato. Approfondiremo questo aspetto con Attilio Rinaldi, presidente del Centro Ricerche Marine di Cesenatico. Oggi con A Cielo Aperto siamo andati in Romagna, terra vocata per la produzione delle fragole. Abbiamo raccolto la testimonianza di un produttore che comunque deve competere con un mercato che non è solo nazionale ma anche globale. Poi un salto in Appennino dove gli animali selvatici come sempre si fanno sentire con le loro irruzioni nei campi, ci sono diversi danni, anche in questo caso un produttore ci racconta che cosa succede. E ancora in Appennino per la nostra ricetta, l'Appennino modenese e in particolare dove è un momento in cui si raccolgono le erbe spontanee e il nostro AgriChef ci racconta come cucinarle. Aglio, miele, bevande calde aiutano davvero contro l'infezione da coronavirus e il vino rosso sarà quello che ci salverà. Verità e false notizie nel campo alimentare e anche alcune indicazioni sulla dieta corretta. Lo facciamo in collegamento con la dottoressa Alessandra Bordoni dell'Università di Bologna. Le scorse settimane più di una volta abbiamo dato spazio alle gelate di fine marzo e di aprile. Adesso ci sono le prime stime provvisorie. Il conto è molto pesante perché ammontano a 400 milioni di euro. Sono 48.000 gli ettari di frutteti interessati, quasi 9.000 le aziende agricole coinvolte, con perdite che variano dal 30% per mele e pere fino al 90% per le albicocche. Ma nel conto figurano anche susine e pesche di varietà precoce, 80%, altre varietà di pesche, meno 60%, kiwi e ciliegie, 50%. Queste cifre sono indicate e riportate nella lettera che l'assessore regionale all'agricoltura dell'Emilia Romagna, Alessio Mammi, ha inviato alla ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova con la richiesta dell'applicazione della deroga al decreto legislativo 102/2004 sulle calamità naturali, che prevede indennizi e sostegni economici alle imprese agricole che hanno subito danni da avversità atmosferica. Intanto però prosegue anche la raccolta delle segnalazioni di danno con procedura online semplificata. La scadenza è fissata per gli ultimi giorni di maggio. E veniamo al capitolo consumi. L'Ismea ha pubblicato un report sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari in queste settimane. Nonostante il Sud Italia sia stato finora meno colpito dall'emergenza Covid, è proprio qui che l'approvvigionamento di prodotti alimentari è stato maggiore con un più 39%, mentre al nord si è fermato a un più 36%. L'indagine rileva inoltre come tutti i consumatori siano stati orientati all'acquisto di alimenti a lunga conservazione, a iniziare dal latte UHT che ha registrato un picco del più 29% a fronte del latte fresco fermo a un più modesto 4%, senza dimenticare le carni in scatola più 63%, addirittura le farine e le semole con un più 79%. La chiusura forzata di ristoranti
ristoranti e pizzerie invece ha inferto un duro colpo alle vendite di formaggi stagionati, che scontano però una battuta d'arresto anche al dettaglio, con il parmigiano reggiano in calo e il grana padano sostanzialmente stabile. Di certo trovare risvolti positivi nell'emergenza sanitaria è impossibile. Va detto però che la diminuzione dell'impatto antropico sulla natura sta alleggerendo la pressione su diversi ecosistemi, a partire dal mare. Vediamo. Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web e dei social network le immagini dei delfini e di altre specie ittiche che si sono avvicinate alla costa adriatica approfittando della tranquillità legata al lockdown, all'assenza dell'uomo o comunque alla ridotta attività in mare. Noi siamo in collegamento con Attilio Rinaldi, presidente del Centro Ricerche Marine di Cesenatico, per fare il punto della situazione, raccontare insomma un po' come stanno i nostri mari in questo periodo e per raccontare queste immagini che erano riferite al weekend di Pasqua, con i pochi pescatori che erano in mare in quei giorni, che hanno potuto proprio assistere a queste bellissime scene. Insomma, Presidente, ci racconta un po' come sta l'Adriatico in questo periodo? Sì, in effetti quello che si sta assistendo, ma questo riguarda anche il comparto terrestre, come abbiamo visto anche dalle immagini che in queste ultime settimane sono andate in onda, i cervi in centro città, le volpi, i cinghiali, i lupi addirittura in certe regioni del centro Italia si avvicinano alle abitazioni. E questo sta succedendo anche in mare, i delfini che si avvicinano in maniera inconsueta alla costa, alle stenelle. Abbiamo avuto un grosso branco non più tardi di una settimana fa, tonni di grosse dimensioni, quelle che abbiamo visto erano tonni di almeno 10-12 anni, vista la lunghezza e il peso ovviamente stimato. Perché questo accade? Accade perché è diminuito in maniera esponenziale il disturbo. Gli animali sono molto sensibili al disturbo antropico. Per quanto riguarda il mare, in base alla presenza di natanti e relativi rumori, soprattutto i cetacei sono particolarmente sensibili, ma anche i pesci percepiscono i rumori emessi dai motori. E questo ovviamente consente loro un approccio più confidenziale nei confronti dell'ambiente, dell'uomo, della fascia costiera, quella fascia costiera dove in genere viene un po' tenuta alla larga dai pesci stessi e dai mammiferi soprattutto, perché ci sono questi impatti. Poi un'altra cosa interessante, a mio avviso, è questo, che di fatto attraverso questo dramma del coronavirus e dell'uomo, che tutto sommato è il principale artefice probabilmente, ma anche la principale vittima, porta ad una riduzione, ad esempio per quanto riguarda il mare, dello sforzo di pesca. Il fermo di pesca, come sappiamo, lo si fa in agosto, per le barche che pescano pesce azzurro addirittura 2 mesi, in dicembre e in agosto. Ecco, quest'anno avremo un fermo di pesca che tocca quasi 4 mesi, se non i 5 mesi. Le barche che vanno in mare sono pochissime, ovviamente con una minore capacità di cattura e così via. Ecco, questi 4 mesi, che di fatto è un terzo dell'intero anno, non può che essere utile ai fini degli stock ittici che, come sappiamo, sono in declino in tutto il mondo, nel Mediterraneo e anche in Adriatico. Quindi diciamo che questa tragedia, che questa pandemia, che in effetti va definita come una tragedia, ovviamente, nei confronti delle specie animali selvatiche sta portando, diciamo, dei benefici. E tornando per un attimo alle immagini a cui abbiamo fatto riferimento all'inizio, ecco, abbiamo visto anche queste stenelle. Ci parla un po' di che caratteristiche hanno le stenelle? Le abbiamo viste in branchi numerosi, ecco, ci descrive un po' questa specie? Sì, la stenella è un delfino, diciamo così, di piccole dimensioni, arriva a 1,20 m, 1,30 m di lunghezza, un peso di 60-70 kg. Mentre il tussiope, che è il delfino di casa nostra, quello presente abitualmente nel nostro mare, soprattutto nell'Alto Adriatico, abbastanza, per fortuna ancora abbastanza comune, è un pesce che arriva a 2,5 m di lunghezza, 300 kg, molto più grosso e così via. Il delfino in genere lo si incontra solitario in piccoli gruppi, soprattutto in famiglie, quindi hanno
abitudini diverse rispetto alle stenelle. Le stenelle sono quasi sempre in branco, anche numerosi, 60-70 individui, si distinguono per le dimensioni, colore ovviamente, se si è vicini si vede, hanno una banda, la stenella sui fianchi a forma di falce che manca nel Tursiope, ma soprattutto che distingue la stenella dal Tursiope sono le dimensioni e il fatto che i branchi di stenelle sono molto più numerosi rispetto al Tursiope, al delfino di casa nostra. Stenelle non è che sono arrivate in questi ultimi tempi, sono abbastanza rare, in genere stanno nell'Adriatico centro-meridionale, però fanno escursioni anche nell'Alto Adriatico, questo grazie soprattutto al fatto che l'Alto Adriatico per loro è una zona con molto pesce azzurro. Questi due animali, delfini, tursiopi e stenelle, mangiano pesce azzurro, al 90% della loro alimentazione è costituita da sardine e alici, e qui sardine e alici sono ancora abbondanti. Ecco, rispetto al mare Adriatico, la biodiversità, ecco, quante specie ci sono, quali sono quelle in difficoltà e quali invece, insomma, sono in un momento invece positivo come numero? L'Adriatico è forse tra i mari italiani quello con i valori di biodiversità più elevati, parliamo dell'Adriatico in generale, perché in effetti l'Adriatico è formato da 5-6 mari, se vogliamo. Abbiamo la parte settentrionale poco profonda, con acque abbastanza dolci, grazie a questo soprattutto agli apporti dei grandi fiumi, un po' in primis. Se andiamo più a sud la salinità è molto più alta. A nord abbiamo fondali fangosi, se andiamo verso l'arcipelago croato abbiamo isole più o meno grandi, quindi fondali rocciosi di diverso tipo. Abbiamo le fanerogame che qui non abbiamo le lagune, abbiamo i delta, ecco, quindi l'Adriatico è un mare estremamente diversificato nelle sue forme, nelle sue essenze strutturali, geologiche e quant'altro, e anche chimico-fisiche. Dicevo appunto gli apporti del Po che rendono l'Alto Adriatico meno salato di quello meridionale e così via, ricco di nutrienti, ricco di pesci. L'Alto Adriatico è ancora il più pescoso di tutti i mari italiani, nonostante che anche l'Alto Adriatico la pesca sia in declino, ma altrove lo è di più. E questo grazie soprattutto agli apporti di azoto e fosforo attraverso il Po, quindi fitoplancton, zooplancton, pesce azzurro e così via. Ecco, tutto insieme di fattori, di condizioni che potremmo dirlo tranquillamente conferiscono a questo mare nel suo insieme un valore di biodiversità che probabilmente è, anzi che certamente è tra i più elevati dell'intero Mediterraneo. Diciamo che le specie minacciate sono sostanzialmente quelle che hanno dei cicli di vita lunghi, tempi di produzione tardivi. Un delfino comincia a riprodursi dopo 7 anni di vita, le tartarughe pure. Ecco, in tutto questo periodo sono soggette a incidenti, a problemi, anche legati ad esempio a forme di inquinamento come il materiale, la plastica, che uccidono molti cetacei, uccidono molte tartarughe, che sono animali molto delicati dal punto di vista biologico. Ecco, nonostante questo abbiamo dei popolamenti nell'Alto Adriatico di tartarughe e di delfini che sono stabili e sono in lieve incremento rispetto al passato. Riprendiamo la linea con altre notizie e l'appuntamento con le fiere zootecniche internazionali di Cremona è fissato al momento dal 28 al 31 di ottobre. Intanto però il settore non si ferma, non si trova impreparato, vara un evento unico nel suo genere per le razze bovine da carne autoctone come romagnola, chianina e marchigiana. Si tratta dell'asta che si terrà comunque ma in versione telematica. Per facilitare una scelta oculata da parte degli allevatori interessati, ANABIC, che è l'Associazione Nazionale degli Allevatori Bovini Italiani da Carne, ha messo a punto un nuovo sistema di presentazione degli animali sul proprio sito internet e sulla pagina Facebook, dove verranno pubblicati i video di ciascun torello partecipante all'asta con i dati genealogici e i risultati del performance test. Da
Dal 27 aprile al 3 maggio gli allevatori potranno presentare le loro offerte di acquisto attraverso la compilazione di un modulo che è scaricabile dal sito, che dovrà poi essere inoltrato via PEC. Entro il 15 maggio tutti gli animali saranno collocati presso gli allevamenti dei rispettivi acquirenti. E adesso una breve pausa e poi linea a Claudio Ferri con A cielo aperto per gli altri aggiornamenti.